Una testimonianza dell'epoca longobarda, un ritrovamento di questo tipo è senz'altro una notizia molto bella. Allora, la provincia di Vicenza è ovviamente al fianco del Comune di Sarego e degli altri enti che sono interessati. Adesso si attiveranno sicuramente e so che la soprintendenza si è già mossa per cominciare a dare indicazioni e anche essere parte attiva a livello di recupero e di possibilità poi di fruire di questi oggetti e questi ritrovamenti. Mentre la Soprintendenza ai Beni Culturali procede nell'opera di catalogazione dei ritrovamenti longobardi di Fara di Sarego, si pone il tema del restauro, ma soprattutto della valorizzazione dei preziosi reperti. Come salvaguardare e soprattutto come fruire quanto ritrovato nella necropoli dimenticata? 50 sono state le tombe rinvenute, databili all'incirca nel VII secolo d.C., una scoperta eccezionale che fa ancora discutere gli esperti, in particolare l'identità del cavaliere rinvenuto nella tomba maschile di alto rango. Il corredo al suo interno è composto da scudo da parata, lancia, spada, fibi di cintura, frecce e speroni. È necessario un lavoro di ricerca approfondito che si sposta necessariamente su altre fonti documentali. Approfondimento di qual è il percorso della storia antica che riguarda il territorio vicentino. Ecco, a Sarego sicuramente apre uno scenario interessantissimo nel quale vogliamo essere come provincia al fianco del Comune di Sarego, al servizio dei cittadini per approfondire la nostra cultura e la nostra conoscenza. Le testimonianze dell'epoca longobarda, adesso questi nuovi ritrovamenti a Sarego, ma ce ne sono anche in altri luoghi, sarà importante creare una rete nell'ottica di una azione museale diffusa e condivisa all'interno del territorio provinciale, creare rete e fare in modo che per i cittadini sia possibile approfondire questa straordinaria scoperta e la storia antica del nostro territorio.